Eder. Mech. Pallister. La maledizione di Sebankamen colpisce ancora. Non c'è scampo per la procura di Trieste. Da quando ha preso di mira Sebastiano Visentin, gli incantesimi e le stregonerie del vecchio sciamano si sono riversati sul capo dei poveri investigatori, colpendone in ogni modo il lavoro e le operazioni che volevano svolgere. Prima il maleficio ha investito il medico legale Costantinides, provocandogli un travasi di forfora a scaglie che si è riversata sui reperti che stava analizzando, oltre a generare una nuvola malefica che lo ha avvolto, confondendogli le idee e provocandogli miraggi e deliri onirici che hanno fatto sbarellare definitivamente i risultati della perizia. Poi il fluido malefico ha colpito gli agenti della polizia giudiziaria, i quali, del tutto obnubilati e totalmente posseduti dal demone visentino, non hanno visto i telefonini della povera Lily e non li hanno sequestrati. Non hanno neanche visto il cordino, nonostante si trovasse in bella vista nel cassetto che il faraone Sebankamen, in un numero di magia esoterica, aveva aperto pur tenendo gli occhi bendati. Come lo stesso ha dichiarato in sede di sitting procura, non ho mai guardato nei cassetti, anzi per meglio dire li ho aperti senza guardare. Ha poi ipnotizzato i poliziotti coi suoi superpoteri, soggiogandoli al proprio volere e costringendoli, come ha più volte raccontato, a sostituire la fermatura della porta di casa, a fare al suo posto la ricostruzione dei suoi movimenti nel giorno della scomparsa di Lily ed altre amenità, al punto che è stato necessario inviare dei nuovi agenti, non ancora vittime di incantesimo, per la perquisizione ed il sequestro preventivo. Tuttavia i poteri dello sciamano faraone Sebankamen hanno colpito ancora, ed ancora una volta i poliziotti sono stati vittima di maleficio, un rito magico che gli ha impedito di ragionare lucidamente e sequestrare l'auto che Sebastiano aveva avuto a disposizione all'epoca dei fatti. Tale vettura potrebbe infatti presentare i segni biologici del trasporto del cadavere di Lily. Potrebbe deporre circa il chilometraggio effettuato e potrebbe presentare terriccio sulle gomme compatibile col luogo di rinvenimento della salma. Tuttavia non è stata sequestrata, ma la maledizione si è spinta oltre ed ha reso invisibile una sacca piena di coltellacci simili a quelli sequestrati, quindi parimenti interessanti ed ipoteticamente incriminatori. Coltelli che sono rimasti fuori dalle operazioni di accertamento. Solo un antico rituale, professato dalla maga Sciarella in una notte di luna piena, è riuscito a rompere l'incantesimo, rendendo nuovamente visibili i coltelli. Lo stesso rituale magico che la bionda esorcista aveva già recitato mesi fa, in occasione dell'apparizione dei telefonini, che si erano materializzati ritornando dal mondo di sotto ed erano apparsi improvvisamente sul divano di Sebastiano. In questa lotta fra maghi e stregoni rimaniamo in attesa del nuovo incantesimo. Abracadabra Bali Balù e Sebastiano non c'è più, in TV. Anche nel sonno ti avvicinasse a me, era sì fosse possibile, altro che non c'è niente al mondo che vada un secondo, vissuto accanto a te che vada un gesto tuo, perché niente al mondo mi hanno dato. Un applauso, bravissimo! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.